Sembra di vedere nessuno. Oh cavolo! Il clown è a casa mia! Sono le 3 del mattino e siamo pronti per una nuova sfida! Vabbè, siamo pronti per una nuova sfida! Oh! Vabbè, ragazzi, sono le... Ma che è sto rumore? Ragazzi? Perché è aperta questa porta? Il rumore proveniva da qui fuori! Vediamo. Non sembra esserci nessuno. Sono le 3 del mattino, c'è un silenzio tombale. Vabbè, sarà stato qualche scherzo del mio fan. Dicevo, benvenuti in una nuova challenge. Ma che è sto rumore? Ma che è sto rumore? Ma che significa? Questa volta proveniva da qui. Esattamente da lì. Ragazzi, io ho sentito bene. Qualcuno sta bussando alle 3 di notte a casa mia. Oh, cavolo. Ma perché è aperta? Perché è aperta? Vedo qualcosa di là. Vedo qualcosa di là. C'è un foglio, Carl. Ok, l'ho preso. C'è scritto fine. Che significa fine? Ma cosa? Scritto rosso, raga, non è neanche un pennarello. Questo qua non è un pennarello. Che materiale è? Guardate com'è, tipo, non lo so, scritto con gesso. Sto cominciando seriamente a spaventarmi. Ma sì, sarà qualche scherzo di qualche fan. E quindi, dicevo, siamo pronti per la nuova challenge di oggi. Vi spiego meglio di cosa si Ragazzi? Ragazzi? L'avete sentito anche voi? L'avete sentito anche voi? C'è qualcuno in casa mia! Che sono sti rumori alle 3 di notte? Devo avvisare subito mia madre che sta dormendo. Mamma! Mamma, svegliati, mamma! Ma cosa è successo? Mamma, non puoi capire. Qualcuno sta bussando alla porta e poi mi hanno dato questo cartello con la scritta fine. Ma cosa stai dicendo? Questo foglio che te l'ha dato, questo cartello? Salvo, vai a dormire. Questo è un accia delle tue, va. Ma che scherzo, mamma, te lo dico chiaramente. Ho trovato questo foglio fuori. C'è qualcuno in casa nostra che sta bussando. Vai a dormire. Non rompere con i tuoi scherzi. Basta scherzi, basta. Mamma, non sto scherzando. C'è qualcuno che in casa ha bussato. Mi vuoi credere? Vabbè, me ne vado. Dato che tu continui a dormire, me ne vado. Ma vai a dormire subito. E spegni questa luce. Sono le 3:30 di notte, raga. Non so cosa siano stati quei botti, ma sono veramente spaventato. È scoppiato qualcosa! È scoppiato qualcosa, ragazzi! Fuori è scoppiato qualcosa, Rio! L'hai sentito anche tu! Amico mio, stai fermo. Vado io a controllare, ok? Ok, fatti forza, Crazy. C'è qualcuno in casa tua, tua madre non ti crede, ma tu devi andare a controllare anche urgentemente. Ragazzi, esco e vedo. Rio, stai tranquillo, ci penso io. Devo uscire molto piano e lentamente. Ok, vediamo se c'è qualcuno. Non mi sembra di vedere nessuno. Oh cavolo. Oh cavolo. Oh cavolo. C'è un clown. Chiudi. Rio, chiudi. Rio, c'è un clown. Rio, c'è un clown. Come facciamo? Ragazzi, sto sognando, l'avete vista anche voi. Devo assolutamente tornare in camera. Devo tornare laggiù e chiudermi laggiù perché il clown è a casa mia. Ok, siamo arrivati in camera mia. Ragazzi, perché quelle luci sono accese? Io le ho lasciate spente, ne sono sicuro. Ok, sto avendo paura. Chi c'è? Che è sta cosa? Ragazzi, leggete anche voi quello che leggo io. C'è scritto fine rosso clown. Ma poi sbaglio? Oh, ci sono dei peli qua. Ci sono dei peli di capelli, raga. Ne sono sicuro. Ragazzi, io ne sono
Sicuro questi qua sono dei peli di capelli di ragazza. Ma poi non so se si vede dalla cam, ma sono azzurri. Cioè sembrano celesti. Ragazzi, io non so veramente che stia succedendo. Mi sembra di impazzire. Non so chi sia, ma io vi giuro che l'ho vista. È una ragazza clown. Non so cosa sia. Devo trovare una soluzione. Mia madre pensa sia uno scherzo, quindi non posso chiedere aiuto a lei. Mio padre è fuori per lavoro. Mia sorella non ha i capelli biondi. A me sembrava che quella ragazza avesse biondi celesti, non lo so. Forse per capire da dove viene tutto ciò, se è qualcuno che mi sta facendo uno scherzo, se non lo so chi cosa possa essere. Dobbiamo andare dove tutto è iniziato, nella veranda. Da esattamente qui è iniziato tutto. Aspetta un attimo, ma io questa porta ricordo di averla chiusa, ragazzi. Cioè, l'ho trovata aperta e poi l'ho chiusa. Ragazzi, proviamo a vedere se c'è qualcosa fuori. Non mi sembra di vedere assolutamente nessuno da qui. Vediamo. No, non c'è assolutamente niente. Ah! Lo sapevo! C'è qualcuno. Chi è? Chi sei? Ok, stai calmo. Lei non può entrare. Ho chiuso la porta. Chiudo questa. Ok. Dai, togliti, via, scendi. Vai via. No, lo tiene fermo. Ragazzi. Dai, via. Chi è questo qui? Chi è? Ok. Che devo fare? Ci sono. Mi chiudo in stanza per 2 ore. Vado. Ah! Sono passate 2 ore da quando è successo quella cosa. Forse dovrei andare a controllare, forse non lo so. Sono circa le 5:30 di notte, ragazzi. Però rumori non ne ho sentito più. Forse sarà meglio andare a controllare. Andiamo a dare una sbirciatina. Ci siamo. Siamo in veranda. Apro la porta e speriamo di non trovare brutte sorprese. Non mi sembra di vedere nessuno a proposito. State sentendo anche voi? C'è qualcuno che se ne sta andando con un motorino. Oh cavolo. Vediamo se c'è qualcuno. Non mi sembra di vedere nessuno. Non mi... Ah! Che è sta cosa? C'è un altro foglio. Ragazzi, questi sbaglio o sono capelli di clown? E questo è un disegno. Forse sarà meglio prendere tutto e andare in stanza. Non ci voglio rimanere un minuto di più qua fuori. Stiamo calmi, mi sembra di impazzire. Che è sta cosa? Sono dei puntini e una faccia da clown. Qualcuno sa cosa significa tutto ciò, ragazzi? Io non ci capisco niente. Che cos'è? Puntino, trattino, puntino, trattino, bip, bub. Che cos'è? Per non parlare dei capelli di clown. Ragazzi, se sapete qualcosa dovete dirmelo assolutamente nei commenti. Cosa sono questi puntini e trattini che ci sono qui? Io non ne capisco veramente niente. Per oggi direi che è tutto e possiamo andare a dormire. Forse domani dovrei dirglielo a mia madre, dover fargli capire che non è un mio scherzo.